Sia lodato Gesù Cristo. Stasera insieme dovremo considerare i sesto e nono comandamenti del Signore, ossia questi comandamenti: il sesto, non commettere atti impuri, e il nono, non desiderare la moglie di altrui. Questi comandamenti, come si vede, hanno per oggetto la sessualità. Perciò la considerazione di questi comandamenti comporta con sé anche una riflessione sulla visione della sessualità presso la nostra Chiesa, presso la Chiesa cattolica. Per agevolare la nostra riflessione possiamo articolare questa riflessione in 3 punti. Il primo, vedere a chi si indirizza questi comandamenti. Il secondo, quali sono i peccati contro questi comandamenti. E il terzo, se ci sono i mezzi per poter osservare questi comandamenti. Iniziamo con il primo punto. Chi deve osservare il sesto e nono comandamento? La santità, la purezza e la castità la devono vivere tutti, consacrati, laici, celibi, coniugi anche, ognuno però secondo il proprio stato. Secondo punto, quali sono i peccati che vanno contro questi comandamenti? Si tratta dell'adulterio, della masturbazione, della pornografia, della prostituzione, lo stupro o gli atti omosessuali oppure gli atti dei coniugi fatti in atto non conveniente. Terzo punto, quali sono i mezzi per custodire la castità? Generalmente sarebbe molto conveniente di accostarsi spesso ai sacramenti della comunione e della confessione. Anche una certa prudenza, evitare cioè di trovarsi volontariamente in situazioni di peccato. Anche la preghiera fatta spesso, come la Santa Messa, il Rosario, l'adorazione eucaristica, le preghiere ejaculatorie, aiutano molto. Un altro mezzo interessante è la mortificazione degli occhi o ancora nel bere, nel mangiare. Ma fra tutti questi mezzi il più importante, quello più efficace, è di ricordarci sempre che Dio è onnipresente, che Dio sempre ci vede, vede tutto ciò che facciamo, vede anche i nostri pensieri. Sia lodato Gesù Cristo.